Il caldo torrido che dura ormai da 10 giorni ha causato la crisi idrica e da lunedì per l'irrigazione gli agricoltori veneti dovranno turnarsi. Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha predisposto un piano che riguarda 52 comuni, 18 nell'area veneziana, 23 nella provincia di Padova e 11 nella provincia di Treviso. La turnazione arriva dopo che il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani, ha dichiarato lo stato di crisi idrica in tutto il territorio regionale e dopo che l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini ha snocciolato i numeri che provano come il clima stia effettivamente cambiando. L'ARPAV, l'Agenzia per l'Ambiente regionale, ha registrato nel mese di giugno 11 notti tropicali in un solo mese, quasi il doppio di quante ne abbiamo contate mediamente in un anno intero negli ultimi tempi. Sulla costa il dato è ancora più estremo, con punte di 23 notti a Chioggia e 20 a Venezia. Le conseguenze sono drammatiche. Se di notte la temperatura non scende sotto i 20 gradi, le persone vivono uno stress fisico continuo, senza possibilità di recupero notturno, con rischi seri per le persone fragili. Le piante inoltre non interrompono mai il loro ciclo di consumo idrico e l'acqua evapora dai campi 24 ore su 24, aggravando una siccità già critica. La montagna, anche con il caldo torrido, va sempre un po' meglio, ma non la pianura, dove i fiumi sono in sofferenza anche per la scomparsa delle riserve di neve. Il Po ha ridotto la portata del 70%, l'Adige del 57%, il Brenta del 53% e il Livenza del 46%.